Buongiorno e benvenuti ai presenti e a chi ci segue da remoto. Oggi presentiamo un'iniziativa di stampo benefico, il White Party, che si terrà il 6 giugno a Busco di Ponte di Piave presso Villa Giustignan Tonon. Il White Party è un evento, come dicevo, benefico che nasce dalla volontà di raccogliere dei fondi che verranno devoluti in beneficenza a Protection for Kids per la costruzione di un orfanotrofio in Uganda. I promotori di questa iniziativa sono Confapi Venezia, Confapi Treviso, Protection for Kids, chiaramente, e Birra Cadore. È un'iniziativa che nasce dalla volontà da sinergia tra queste associazioni, tra queste rappresentanze di categoria, e ha uno scopo benefico che però non nasce dall'oggi al domani, ma nasce anche dall'esperienza vissuta in prima persona dai rappresentanti delle associazioni che abbiamo qui oggi presenti. Ovviamente il mio invito è quello di partecipare a questa iniziativa, perché su questo tipo di idee, su questo tipo di iniziative da cosa nasce cosa, e quindi oltre a effettivamente ad aiutare rispetto a quello che è lo scopo di questo party, potrebbero nascere nuove sinergie in futuro per continuare ad aiutare questi progetti che Protection for Kids porta avanti con passione, con dedizione, appunto in terra d'Africa. Prima di invitare gli ospiti qui a parlarci più nel dettaglio da dove arriva questa volontà e il perché e l'impegno rispetto a questa iniziativa, saluto qui in sala Nicola Zanon, direttore di Confapi Venezia, Alessandro Zanon, responsabile stampa di Confapi Venezia, Gabriele Tonon, che è il proprietario che gentilmente ha messo a disposizione la Villa Giustignan Tonon, e Alvise Callegari, responsabile marketing di Birra Cadore. Chiamerei qui sul palco Elia Stevanato, che è presidente di Giovani Confapi Venezia e componente di Protection for Kids. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Allora, io sono Elia Stevanato, sono un imprenditore veneto, sono anche sponsor di Protection for Kids e questo evento che noi abbiamo deciso di fare, di programmare per trovare dei fondi per questa scuola e orfanotrofio è nato tutto quanto perché io sono entrato in Protection for Kids come sponsor da una storia che ho conosciuto prima Anna Chiara, che poi conoscete tramite Confapi, su un evento, e dopo qualche giorno mi sono trovato in mezzo al deserto con Andrea, che è il cofondatore, che dal nulla lui aveva tutto scritto Protection for Kids, ho detto perché sei tutto vestito così? Mi fa perché Protection è mia. Qualche tempo fa ho avuto una chiamata da loro, mi hanno detto vieni con noi in missione perché abbiamo avuto una chiamata, una richiesta di aiuto dall'Uganda e dal nulla ho detto sì e siamo andati insieme, siamo partiti tutti e tre, siamo andati su questo posto e credetemi ti colpisce perché vedi bambini che purtroppo hanno problemi molto più grossi dei nostri, non hanno una casa, non hanno una scuola, non riescono, cioè sono in mezzo al nulla, ok? Quindi là non è più una cosa, diciamo, da beneficenza, ma là dici è una cosa umana, abbiamo bisogno di dargli una mano a queste persone. Siamo tornati e abbiamo deciso di fare questo evento per raccogliere il più possibile fondi per costruire questa scuola e questo orfanotrofio per questi bambini. Sono 70 bambini e cercheremo un po' alla volta di costruirli, di dargli un futuro
e magari insegnargli qualcosa anche per un futuro, anche magari qui da noi, se vogliono venire qui da noi, in modo che se arrivano che sappiano già un lavoro o qualcosa. Grazie ad Elia Stevanato. Io, prima di chiamare Andrea Baggio sul palco, che è cofondatore di Protection for Kids, volevo portare anche i miei saluti al presidente della prima commissione consigliare qui in Consiglio regionale del Veneto, il consigliere Andrea Tomaello, e chiamerei appunto sul palco Andrea Baggio, che ringrazio. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Baggio, sono imprenditore e però cofondatore insieme ad Anna Chiara Sarto di Protection for Kids. Allora, l'obiettivo del White Party, ma ancora prima di Protection for Kids, è di cambiare un po' il modo di fare beneficenza. Noi siamo nati con l'obiettivo di prendere le donazioni di chi ha voglia di donare dal privato all'azienda e dedicarle al 100% per aiutare il prossimo, prevalentemente per aiutare i bambini. Okay. Il nostro spirito è quello là di non solamente rendere la donazione qualcosa fine a se stesso, ma riuscire a portare gli imprenditori o chi dona in missione con noi. Quindi questo cambia un po' diciamo il fare del bene ai bambini o in questo caso qua a degli orfani. Okay? Cioè il nostro obiettivo è quello proprio di far venire l'imprenditore, in questo caso Elia, con noi, che possa vedere con i suoi occhi dove stanno andando i suoi soldi e come li vengono investiti. E poi, come sempre dico, la cosa molto importante è, per un imprenditore, lo dico per me in prima persona, Elia ha avuto l'esperienza e molti altri l'hanno già vissuta questa cosa qua, passare 2, 3, 4, 5 giorni fuori dal comfort quotidiano, fuori da quello che noi chiamiamo la zona di comfort, cambia completamente le prospettive di vita una volta che tu torni a casa. Ti rendi conto che apri il rubinetto, c'è l'acqua, ti rendi conto che le cose essenziali ce le hai a portata in mano e ci sono bambini soprattutto, che queste cose non ce le hanno. Questo è il motivo per cui chiedo a tutti quanti di partecipare, di venire sì a divertirsi, ma soprattutto di arrivare carichi per donare e con la volontà di voler partecipare poi alla missione, nella costruzione e metterci la faccia e le mani nel costruire questa scuola per i bambini. Grazie Andrea. Nel frattempo saluto anche la consigliera Martini, che ci ha raggiunto qui in sala stampa, e introdurrei sul palco Anna Chiara Sarto, che è cofondatore di Protection for Kids, ma anche responsabile quindi di questo progetto. Prego, grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie innanzitutto dell'invito. Nonostante io mi occupi di protezione di minori in contesti di emergenza da diversi anni, credo sempre non sia scontato dare voce a questo tipo di iniziative e allo stesso tempo anche dare spazi per parlare di questo tipo di tematiche. Quindi innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere essere qui, affiancata da Elia, Andrea Baggio e tutti e tutte voi. Protection for Kids lo dice un po' il nome. È un'organizzazione che si occupa di aiutare, di mettere al centro i bambini e le bambine a livello nazionale e internazionale. Con Protection for Kids, ormai 7 anni fa, avevamo un sogno. Il nostro sogno era quello di contrastare il crimine della tratta di bambini e di bambine, che ahimè è un crimine tabù, perché non se ne parla del reato della tratta di minori, però al tempo stesso Europol ci dice che è il crimine in più rapida crescita al mondo. Più del traffico di droga, più del traffico di armi, la tratta è il crimine in più rapida crescita al mondo. E con Protection for Kids, grazie all'incontro con Andrea nel 2019 e con la sua azienda, in realtà Reputation Up, abbiamo pensato che se volevamo veramente avere un ruolo nel contrasto della tratta di esseri umani, dovevamo in qualche modo combattere nello stesso campo di battaglia in cui i trafficanti combattevano. Che i dati parlano chiaro, dal 2010 ad oggi
la tratta si è spostata per l'84% online. E quindi grazie alle competenze, agli strumenti e soprattutto alla capacità di credere in persone giovani, in un progetto di persone giovani, grazie ad Andrea Reputation Up, oggi Protection for Kids ha uno storico di 7 anni, ma soprattutto di 10.459 storie di persone cambiate e salvate. Con Protection for Kids era gennaio, abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto. Molto spesso la nostra vita si coniuga tra il Veneto, perché Protection for Kids è una realtà veneta che nasce a Castelfranco Veneto, e in altri paesi del mondo dove operiamo, dove ci sono questi contesti di emergenza. Era una domenica, ho ricevuto un'email nel mio account diretto di Protection for Kids da parte di una persona, di un mio coetaneo, 27 anni, dall'altra parte del mondo, in Uganda, che ci diceva, ci scriveva che aveva bisogno di noi, del nostro operato, delle nostre competenze, e questo non per ricevere soldi, come molto spesso c'è il pregiudizio che queste persone abbiano bisogno solo ed esclusivamente di soldi. Questa persona ci ha chiesto, ci ha detto che seguiva il nostro lavoro in materia del contrasto della tratta, in materia della protezione dei bambini, e ci ha chiesto di andare lì per formare le maestre di questo orfanatrofio che sta ancora nascendo. C'è una struttura, c'è uno spazio, però ovviamente è uno spazio che ha bisogno di diventare uno spazio vivibile, sicuro per i bambini e le bambine. E quindi da questo è nata la missione di Protection for Kids, come molto spesso accade, da un incontro, da delle relazioni e da occasioni che ci auguriamo di creare, di continuare a coltivare. E quindi poi quello che mi stupisce e mi rende più contenta come direttrice di Protection for Kids e il team che rappresento è vedere che ci sono realmente persone con un background totalmente differente. Non serve essere giuristi per partire in missione umanitaria, e Elia e Andrea sono la prova di questo. Perché Elia è venuto per la prima volta in missione con noi a febbraio, Andrea è già venuto in diverse missioni e torneremo in missione. E la causa benefica proprio di questo White Party è andare a costruire uno spazio accessibile per questi bambini e queste bambine in Uganda, che è un territorio, giusto per farvi capire il contesto di cui stiamo parlando. In Uganda il 40% delle persone non ha accesso all'acqua. Quando parliamo di accessibilità a quelli che sono i diritti primari, diritto a una casa, a uno spazio sicuro, al cibo, all'acqua, questi bambini non hanno accesso all'acqua pulita. E questo cosa vuol dire? Potevo dire che non hanno accesso a scuola, che è un altro sicuramente dei problemi, però ho portato questo esempio per un dato ben specifico, nel senso che quando questi bambini percorrono a volte anche 10 km al giorno per andare a recuperare l'acqua, cosa succede? Nel tratto di dove questi bambini sono, è il tratto dove c'è la risorsa d'acqua, questi bambini sono vittima di tratta, di rapimenti, di abusi. E quindi dare uno spazio a questi bambini significa dare voce a questi bambini, ma soprattutto tenere questi bambini al sicuro, in un ambiente dove questi bambini non hanno realmente accesso al diritto dell'educazione. Quindi sono contenta, come Protection for Kids, che vengano fatte iniziative di questo tipo che possano anche coinvolgere persone che realmente magari non fanno questo di lavoro. E quindi io vi ringrazio per l'invito e rinnovo l'invito a tutti per partecipare a questo evento che appunto si terrà il 6 giugno in Villa Giustiniani Tonon, e l'intero ricavato dell'evento andrà a sostegno di questo orfanatrofio in Uganda. Grazie. Grazie mille. Beh, devo dire che dalle parole espresse prima, ma anche da quello che ci è stato raccontato adesso, insomma, per l'istituzione che rappresentiamo come consiglieri regionali, non possiamo che ringraziare il lavoro che fate, perché come spesso si sente dire, attraverso questo tipo di iniziative di volontariato si ridà anche il valore alla vita ai più piccoli,
si ridà valore alla vita nel continente africano, in una parte del mondo dove troppo spesso purtroppo si tende a, qualcuno decide di raccontarci che lì non può esserci futuro e quindi l'alternativa è solamente quella di scappare da questi posti, ma in realtà con la vostra azione di volontariato è chiaro come invece ci sia proprio la volontà di livellare quanto più possibile, almeno rispetto ai servizi più accessibili, ai servizi primari, la vita, diciamo, occidentale, se così vogliamo chiamarla, alla vita appunto che si vive in alcuni stati dell'Africa. E c'è una frase che hai detto che mi ha particolarmente colpito, che coniugherei rispetto ad un'altra cosa che ho sentito poco tempo fa in un'iniziativa simile. Il volontariato è l'unico lavoro in cui il vero stipendio è la felicità. È comunque una frase di impatto che ci fa capire invece come noi spesso tutti i giorni ci perdiamo dietro dei concetti di vita occidentale, insomma, che spesso si allontanano poi da quella che è la vita quasi terrena, reale, ma in realtà voi fate qualcosa in più. Date e regalate felicità agli altri prima che a voi stessi, e quindi credo che l'appagamento venga per voi in un secondo momento e non come invece per tanti che fanno volontariato avviene in un primo momento, quando dice mi impegno a fare una cosa. Quindi di questo vi devo veramente ringraziare, mi permetto di farlo proprio a nome di tutto il Consiglio regionale, che è l'istituzione che rappresentiamo. Chiamerei qui sul palco il presidente di Confapi Venezia, il dottor Marco Zecchinel, che è appunto insomma una ulteriore anima trainante di questo progetto. Lascio la parola volentieri. Grazie Matteo, ti ringrazio veramente, grazie per l'opportunità che ci hai dato di presentare questo progetto e questo evento insieme. Io ovviamente sono qui in primo luogo come presidente di un'associazione di categoria, Confapi Venezia, che poi oggi raduna più di 400 imprese nel nostro sistema, di cui mi onoro di avere Elia come presidente del gruppo dei giovani. Il sindacato datoriale è un corpo intermedio, ma qui facciamo una cosa diversa, perché noi di Confapi non abbiamo timore di fare le cose, nella convinzione che con forti del nostro valore, dei nostri valori di piccole e medie industrie private, sottolineo private, abbiamo la certezza di poter schierarci, di fare e dire le cose per come stanno. E qui il tema è un tema veramente importante, e mi onoro come sindacalista datoriale di fare da cinghia di trasmissione tra il meglio che c'è nel valore delle imprese, del terzo settore e le istituzioni. E questa è una cosa che il sistema delle imprese, ma anche noi che facciamo rappresentanza di impresa, dovremmo fare di più. Quindi io spero che oggi facciamo una cosa, ma che sia solo un seme che gettiamo, perché terzo settore, imprese, sono tra le cose migliori che ci sono in questo Paese. E se anche le istituzioni, i consiglieri qui regionali presenti, insomma l'iniziativa che hai preso tu, di cercare di raccordare anche la parte istituzionale intorno a questo. Secondo me facciamo la cosa straordinaria che veramente può cambiare le cose, perché noi siamo qui per tentare di cambiarle. Il mio ringraziamento va ad Andrea naturalmente, Anna Chiara che poi è una fuoriclasse nella descrizione e nella passione con cui veicola queste situazioni. Anche perché chiaramente ci fa capire, nelle poche parole che ha detto, ci fa capire come i bambini siano la parte più debole, quanto sia indifeso un bambino. È una circostanza che purtroppo è una circostanza alla quale l'opinione pubblica purtroppo non dà il giusto peso. E quindi io sono semplicemente onorato, faremo tutto il possibile perché ci sia un sostegno all'attività di Protection for Kids naturalmente,
E poi anche insomma questo evento, ringrazio anche qui Gabriele Tonon, nostro associato, insomma, che mette a disposizione una splendida struttura che tra l'altro è oggetto di un recupero che ha fatto con le sue forze economiche, insomma, quindi anche lì la grande passione dell'imprenditore che fa delle cose, ed è qui il tema dei valori, senza un immediato ritorno economico. Ed è per questo che io dico sempre ai miei imprenditori che spesso l'imprenditore veneto si è chiuso nel suo capannone per tanti anni, probabilmente c'è stato un periodo storico in cui questo poteva essere sufficiente. Oggi è il caso invece bisogna comprendere che il mondo è cambiato e che quindi anche la nostra partecipazione alla società civile, a modificare quelle che sono anche l'impatto che abbiamo rispetto alla società deve essere un nuovo fronte di lavoro. Questo lo facciamo tutti i giorni con la nostra associazione, tentiamo di farlo, ma sono convinto che sia un'attività necessaria, perché anche questo che facciamo magari in paesi lontani, ha detto bene prima Elia, in realtà può avere dei ritorni immediati sul nostro paese. Teniamo conto che viviamo in una situazione in cui c'è in Italia un problema demografico che troppo spesso viene ignorato. Abbiamo un sistema che giustamente noi come imprenditori viviamo tutti i giorni di assenza di manodopera, e quindi creare le condizioni perché in paesi che si definiscono banalmente sfortunati, ma in realtà si possa creare un sistema per cui possono anche crescere delle persone in un contesto di istruzione e di valori compatibili con il nostro paese, è un'attività che non solo è meritoria, ma ritengo sia assolutamente necessaria. Grazie. Grazie al Presidente Zecchinel. Ora ci avviamo verso le conclusioni e non mi resta ovviamente che fare un ulteriore appello, anzi faccio una domanda prima. Io mi auguro che, insomma, lo chiedo a Gabriele Tonon, mi auguro che la villa abbia un parcheggio grande, perché da qui al giorno dell'evento, insomma, cercheremo di coinvolgere anche noi consiglieri più persone possibili, che alla fine, insomma, è anche abbastanza semplice, perché si fa per un buon motivo, quindi per un utile scopo, ma unendo utile al dilettevole, nel senso che molto spesso noi chiaramente usciamo, andiamo a cena, frequentiamo amici, qui si può unire l'utile al dilettevole, quindi non possiamo che sentirci partecipi. Quindi il mio augurio è che ovviamente il White Party sia un successo sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto che arrivi alla coscienza delle persone che ci saranno lì, per capire che ognuno davvero può fare la sua parte. È un po' come succede, no, con la pubblicità positiva, ci siano sempre più persone che si sentono in dovere di sentirsi coinvolte in questo tipo di iniziative, perché questa è la vera differenza che si può fare. Non è solo una raccolta fondi, non è solo un momento di convivialità, di festa, di passare per poterlo passare assieme, ma deve essere anche un momento per cercare di coinvolgere sempre più persone possibili rispetto alle vostre iniziative che, devo dire, ho presentato e ho introdotto con orgoglio e con un grandissimo onore. Quindi non mi resta che fare l'ultimo appello. Il 6 giugno dalle 17:30 White Party a Busco di Ponte di Piave presso la Villa Giustinian Tonon. Non potete mancare, cercate l'evento in internet e così potete prenotarvi. Grazie mille e vi auguro una buona giornata.